L'avevano mandato dagli zii in Veneto perché rigasse dritto, invece già nel treno da Roma per Venezia aveva messo a segno un furto che gli aveva procurato 2 biglietti per la partita della Roma con l'Udinese, oltre ai telefoni e altro materiale, rubati peraltro a 2 concittadini della capitale. Ma il diciottenne non aveva fatto conto che da noi le cose funzionano, a partire dalle telecamere di videosorveglianza. Abbiamo visto il ragazzo che faceva la cernita all'interno dello zainetto ed estraeva il materiale che interessava a lui. E non aveva tenuto conto che qui non si perde tempo, così in meno di 12 ore a Mogliano, dove il giovane vive con lo zio, si sono presentati gli agenti della Polfer con relativa denuncia. Siamo riusciti a coordinare tutta l'operazione che è andata poi a buon fine, tra l'altro restituendo tutto alla persona derubata nella notte precedente alla sera successiva. Tra l'altro, nel frattempo, i 2 derubati, che hanno fatto subito denuncia, anche un po' sorpresi, comunque hanno potuto assistere alla partita ospitati dalla squadra friulana. Anche il diciottenne in tutta la vicenda è comunque rimasto sorpreso quando ha visto gli agenti, anche se per altri motivi. È rimasto molto sorpreso, mi avete sgamato.